Perfetto, grazie mille. No, solo per salutarvi, per ringraziarvi dell'invito e per portarvi il saluto dell'amministrazione regionale. Io in realtà non sono assessore, sono il presidente della quinta commissione consigliare permanente, che poi è anche la commissione che si occupa dei temi che qui vengono trattati in questo importante dibattito. Certo, ci tengo a dire che i temi trattati sono sempre calzanti perché riguardano sempre il funzionamento delle nostre istituzioni. Certamente questo è un momento molto particolare, però devo dirlo, e anche per una regione come la nostra, una regione molto speciale, quello che sta accadendo a livello nazionale in termini di riforme e quello che noi ci aspettiamo nei nuovi rapporti che devono esserci tra regioni, tra Stato ed Europa, visto la situazione generale, sono tutti i temi che stiamo affrontando in Consiglio regionale. Peraltro con alcuni provvedimenti che riguardano anche l'attenzione sul tema scendente, insomma, la formazione delle leggi europee. Abbiamo da poco adottato una risoluzione che riguardava il parere sulla produzione, scusate, la produzione biologica e alle etichettature dei prodotti biologici, portando nelle sedi opportune il punto di vista anche del Friuli Venezia Giulia. Come avviene, il Friuli Venezia Giulia fa parte anche di un gruppo di regioni che si occupa di sussidiarietà nelle relazioni con l'Europa, quindi insomma uno di quei temi che noi riteniamo centrali nell'attività della vita legislativa del Friuli Venezia Giulia. Io però ci tengo a dire una cosa, che questo è un periodo molto particolare della vita repubblicana, in cui andiamo incontro ad alcune riforme fondamentali come quelle del titolo quinto della modifica del funzionamento del Senato, che riguardano direttamente anche la nostra regione. Lo dico a persone molto esperte, lo dico anche a ragazzi e ragazze studenti che solo fra qualche anno si troveranno a che fare direttamente con queste materie. Naturalmente in Friuli Venezia Giulia c'è un po' di preoccupazione, perché l'autonomia sulla quale si è retta un pezzo dello sviluppo delle nostre regioni negli ultimi decenni verrà riveduta e corretta, temiamo, dentro un quadro che non è ancora ben definito. E questa accelerazione della modifica del Senato di per sé ci porta ancora a molte domande, non abbiamo capito bene come questa riforma si svilupperà, e certamente qualche timore c'è, perché sappiamo che queste sono riforme dovute, ma sono anche riforme legate ad una necessità di modificare rapidamente, uso questo avverbio non a caso, il quadro generale nel quale noi abbiamo operato fino ad adesso, in una Costituzione che fino adesso aveva dimostrato tutta la sua forza. E quindi insomma, come queste modifiche si svilupperanno nelle prossime settimane, non sarà una sciocchezza nei confronti del funzionamento stesso del Friuli Venezia Giulia. Per cui insomma siamo tutti impegnati a seguire direttamente passo passo quello che succede in Parlamento, quali sono le idee che stanno alla base dei cambiamenti che si stanno sviluppando, con il timore personale, questa è una considerazione tutta personale, che la rapidità con cui ci stiamo muovendo non comporti anche delle approssimazioni alle quali magari potrebbe andare a finire che ci pentiremo. Con questo io spero che venga sventato sia dall'attività dei parlamentari e certamente sia dall'attività di chi come voi deve pensare di queste cose, deve farle maturare, deve farle comprendere, perché per quanto esperti i politici, certe cose complesse non sono mai semplici da affrontare. Ecco, con questo auspicio, con questo augurio, anche perché il legislatore regionale ha comunque questa apprensione per il ruolo che svolge il Friuli Venezia Giulia in Italia. Io vi saluto e vi auguro buon lavoro. Grazie. Ringrazio il consigliere Martinez per questo saluto e direi che possiamo iniziare, quindi vi presento i nostri graditissimi ospiti, iniziando dal professor Paolo Giangaspar dell'Università di Trieste, ordinario di diritto costituzionale. Ho avuto il piacere di vederlo anche l'anno scorso, sempre a questo Festival della Costituzione, e penso che sia ormai un ospite fisso, e devo dire lo stesso vale per
dottor Girotto, anche lui era professore. Di recente immagino. Allora, bene, sono contento del professor Girotto che ho avuto il piacere di avere anche come docente all'Università degli Studi di Udine e abbiamo avuto anche, l'ho potuto vedere anche credo 2 settimane fa o 10 giorni fa in un'altra iniziativa che riguardava in quel caso la legge elettorale e quindi lo ringrazio per questa disponibilità a condividere con la cittadinanza le sue conoscenze e l'oggetto dei suoi studi e poi un ospite che per me è sconosciuta e ho il piacere di sentire per la prima volta ed è la professoressa Flavia Di Mora, che è ordinaria di diritto costituzionale. Ok, quindi è ex docente dell'Università di Trieste. Ancora. Quindi, ricapitolando, è in pensione con contratto e insegna comunque all'Università degli Studi di Trieste. E i temi che verranno affrontati sono temi, penso, estremamente attuali, soprattutto adesso che abbiamo avuto di recente le elezioni europee, quindi il problema del ruolo dei parlamenti, il raccordo tra i diversi livelli istituzionali, quindi dal livello regionale a livello comunitario, e poi in particolare il problema della rappresentanza di genere, quindi degli strumenti per garantire l'opportunità o meno di garantire la rappresentanza di genere all'interno delle assemblee elettive. Detto questo, lascio la parola ai nostri ospiti e sono convinto che sarà una bella esperienza per tutti quanti. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie anzitutto per la generosissima presentazione e un plauso soprattutto al professor Mocchi e agli organizzatori di questa iniziativa che oggi è la seconda edizione e ci si augura che sia la seconda di una lunga serie. Mi è stato chiesto di trattare il tema dei rapporti tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali. Forse il titolo potrebbe essere un po' aggiustato, nel senso che ci si potrebbe soprattutto concentrare sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione Europea, tenendo presente però che le valutazioni su questo ruolo scaturiscono anche, non solo, ma anche inevitabilmente, dalla posizione che nell'architettura istituzionale dell'Unione ha il Parlamento europeo. Il problema di fondo è quello della cosiddetta legittimazione democratica. Ce ne ha parlato ieri la professoressa Cavassare e ce l'ha ricordato, anzi direi che ce l'ha proprio insegnato. Da dove traggono legittimazione, potere, responsabilità i governanti e quindi in questo caso le istituzioni europee? E da dove traggono legittimazione le decisioni che questi organi assumono? Una risposta per quanto concerne l'Unione Europea ce la dà, o tenta di darcela, l'articolo 10 del Trattato sull'Unione Europea. L'articolo 10 ci insegna che il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa, quindi quel metodo di governo secondo il quale, in estrema sintesi, i cittadini eleggono dei rappresentanti, o meglio dovrebbero eleggere dei rappresentanti ai quali verrebbero appunto affidate le decisioni più importanti per il funzionamento delle istituzioni e della collettività. Aggiunge l'articolo 10 che i cittadini sono direttamente rappresentati a livello dell'Unione nel Parlamento europeo, ma in aggiunta si precisa che gli Stati membri, quindi non più i cittadini, gli Stati sono rappresentati nel Consiglio europeo, lo sappiamo, dai capi di Stato e di Governo e nel Consiglio dei Ministri dai rispettivi governi. Governi che però a loro volta sono democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro
cittadini. Quindi c'è una prima menzione del ruolo dei parlamenti nazionali, che hanno il compito essenzialmente di far valere la responsabilità politica dei rispettivi governi e quindi di esercitare le funzioni di controllo e di esercitare le funzioni di indirizzo politico. Quindi abbiamo due canali: da un lato una rappresentanza dei cittadini diretta nel Parlamento europeo, dall'altro lato una responsabilità democratica dei governi di fronte ai parlamenti nazionali. In realtà però il trattato sull'Unione Europea ai parlamenti nazionali concede molto di più, possiamo dire oggi, e in un certo senso anche li responsabilizza, perché c'è un'altra norma chiave, qualcuno l'ha definita come norma riassuntiva del ruolo dei parlamenti nazionali nel sistema, ed è l'articolo 12. L'articolo 12 ha un esordio in base al quale i parlamenti contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione e sancisce un diritto dei parlamenti di essere informati sui progetti degli atti legislativi che si discutono in sede comunitaria, attribuisce ai parlamenti il compito di vigilare sul rispetto del principio di sussidiarietà, poi vedremo meglio di che cosa si tratta, attribuisce anche ai parlamenti ulteriori funzioni: la partecipazione alle revisioni dei trattati, l'informativa sulle eventuali domande di adesione di nuovi Stati membri, la partecipazione a una sorta di cooperazione interparlamentare, quindi tra parlamenti nazionali e anche con il Parlamento europeo. Quindi i trattati comunitari riconoscono un ruolo ai parlamenti nazionali e alle previsioni dei trattati bisogna aggiungere anche le norme costituzionali dei singoli Stati membri. Qualche anno fa è stata coniata l'espressione, che ha avuto poi molta fortuna, costituzionalismo multilivello, multilevel constitutionalism, ad alludere che la protezione dei diritti costituzionali oggi scaturisce dalla combinazione dell'azione delle previsioni normative di cui i trattati comunitari, ma anche ovviamente dalle previsioni delle carte costituzionali ed eventualmente degli atti legislativi di attuazione della Costituzione nei singoli Stati membri. Viene quindi a crearsi una specie di diritto dell'integrazione europea, che non è necessariamente una sottospecie del diritto costituzionale, ma insomma è una disciplina che potrebbe anche cominciare ad avere una qualche autonomia. Qualcuno parla addirittura di diritto parlamentare dell'integrazione europea, alludendo a tutte le norme dei trattati, delle costituzioni, delle disposizioni legislative di attuazione e dei singoli regolamenti delle assemblee legislative nazionali che appunto disciplinano la partecipazione dei parlamenti nazionali al processo decisionale comunitario. Il coinvolgimento dei parlamenti non è fenomeno recentissimo, ma rappresenta comunque il frutto di una certa evoluzione. Originariamente i parlamenti nazionali non venivano particolarmente coinvolti nelle dinamiche delle decisioni comunitarie, lo erano certamente, lo sono stati in sede di ratifica dei trattati. Se ne parlò in Italia naturalmente nel 1952, nel 1957 in occasione della ratifica del trattato istitutivo della CECA, poi dell'Euratom e della CEE, anche se gran parte della dottrina evidenzia come in quella sede il dibattito, che pure c'è stato, non mostrasse ancora quella piena consapevolezza dell'impatto che avrebbero successivamente avuto le norme comunitarie nel nostro ordinamento e le decisioni delle istituzioni europee. In teoria i parlamenti già da tempo avrebbero potuto e dovuto esercitare una funzione di controllo e di indirizzo sui rispettivi governi, ad esempio in occasione della discussione di importanti problematiche in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea e poi di Consiglio europeo, anche se in una prima fase questa funzione di controllo fu esercitata pochissimo. Dobbiamo poi ricordare che il Parlamento europeo, almeno fino alle elezioni del 1979, era formato da
da rappresentanti dei parlamenti nazionali, ma bisogna anche sottolineare che il ruolo del Parlamento europeo era molto limitato nel processo decisionale comunitario. Vi fu una prima significativa evoluzione all'inizio degli anni 70, coincidente non a caso con l'ingresso nelle comunità europee di alcuni stati che oggi potremmo definire euroscettici: il Regno Unito, forse un po' meno l'Irlanda, la Danimarca, e guarda caso furono quelli gli anni in cui ad esempio cominciarono ad essere istituite presso i singoli parlamenti delle commissioni specializzate, quelle che oggi sono da noi la Commissione per le politiche dell'Unione Europea, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Il primo precedente per quanto concerne l'Italia riguarda il Senato, eravamo nel 1968, quindi attorno a quegli anni. E certamente vi fu maggiore attenzione da parte dei parlamenti nazionali alle problematiche comunitarie. Una terza fase, ultima al momento, può essere identificata e rilevata più tardi, quando si comincia ad avvertire che, a prescindere da una necessità generale di coinvolgimento dei parlamenti in questo genere di decisioni, i parlamenti possono colmare, se non eliminare del tutto, il cosiddetto deficit democratico, cioè l'assenza di collegamento e di piena rispondenza delle decisioni dei rappresentanti in sede comunitaria alla espressione della volontà popolare. Quindi ci si avvede che un maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali può contribuire allo scopo di attenuare questa situazione di deficit democratico. Di qui i trattati, prima il trattato di Maastricht con una dichiarazione annessa sul ruolo dei parlamenti nazionali, poi il trattato di Amsterdam con una prima disposizione di carattere normativo, riconoscono il ruolo delle assemblee legislative nazionali. Il resto